Grazie della linea, siamo all'interno dell'impianto del Friuli, si è appena conclusa la conferenza stampa di bilancio della tappa del Giro d'Italia e c'è una buona notizia, una schiarita sulla questione del lucchetto e della catena che di fatto al momento impedisce la salita in bicicletta al Lussari. Una schiarita che vorrebbe dire che sarà autorizzata la salita in bicicletta, la discesa in cabinovia per motivi di sicurezza. E come sentirete il Presidente Federica dice la soluzione è dietro l'angolo. Oggi una giornata importante perché nelle mani del Presidente Federica avete consegnato la maglia ciclamino di Jonathan. Sì, per noi è molto importante essere qui ed aver consegnato la maglia ciclamino al Presidente Federica perché è un riconoscimento di un lavoro da parte di un friulano a questo Giro d'Italia ed è un riconoscimento al nostro Presidente e a tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. RCS ci ha già confermato che anche il prossimo anno avremo una tappa in Friuli. Ecco, Dove? Non possiamo ancora dirlo naturalmente, però voglio dire nei prossimi mesi, era già da mesi che ci stavamo lavorando e con il successo e con l'affidabilità e la professionalità con cui siamo riusciti a gestire questa tappa, io credo che la Regione in primis vorrà confermare questo suo impegno e quindi ci vedremo il prossimo anno. Sono passati 8 giorni dalla tappa del Lussari, abbiamo ancora negli occhi quel bel colpo d'occhio. Sì, guarda, è stata una tappa incredibile. Uno scenario credo mai visto dalle parti del Lussari, un qualcosa che rimarrà per molto tempo negli occhi della gente e che sicuramente avrà modo di promuovere ancora di più quella che è la bellezza della nostra regione. E il prossimo anno sappiamo che è stata già confermata la tappa, una piccolissima anticipazione, dove potrebbe... Che aree potrebbe toccare il Giro? Ma come è stato detto toccherà il Friuli Venezia Giulia, in particolare il Friuli, e quindi sarà una tappa che toccherà varie località, diciamo sia di pianura che di montagna, però non vado oltre. Assessore Riccardi, oggi si tira la linea sulla tappa del Giro d'Italia, sì, l'organizzazione ha vinto anche il volontariato. Senza il volontariato, in particolare il sistema di protezione civile, insomma, tutte queste operazioni non sarebbero possibili. Enzo Cainor l'aveva capito bene, insomma. I punti dai quali partiva arrivava alla struttura della protezione civile regionale a Palmanova e lì cominciava a muovere la betoniera, come si suol dire. Quindi il contributo importante, professionale, in questo caso ci sono stati anche interventi tecnici importanti come la messa in sicurezza del versante, l'intervento sulla strada. Prefetto, lei ha una grande responsabilità, è quello che deve mediare perché quel lucchetto venga tolto sul Lussari. C'è qualche possibilità? Ma sicuramente ne abbiamo parlato anche col Presidente Federica, con il Sindaco di Tarvisio, col Comandante, col Colonnello Manni e adesso troviamo un accordo ma anche per risolvere in tempi molto brevi la possibilità di recuperare la disponibilità di quella strada che come abbiamo visto è diventata molto attrattiva dopo la bellissima tappa e quindi molti ciclisti si stanno recando. Il problema che ci siamo posti ovviamente è il rischio che è per l'incolumità personale che possono avere i ciclisti soprattutto nel momento della discesa se dovessero farlo. Avremo la possibilità, ma sicuramente anche il promoturismo ci dà la disponibilità di utilizzare la cabinovia per la discesa, quindi si tratta solo di formalizzare chi tra i soggetti o Comune di Tarvisio o promoturismo prenderà in carico, penso nel periodo estivo, quella strada, dopodiché insomma, si riaprirà la disponibilità della strada stessa. Perfetto, in estrema sintesi si sale in bici, si scende... Il concetto di base sì, perché quello comunque è rischioso, in discesa l'abbiamo visto, insomma, ci siamo resi conto tutti che è un tratto bellissimo ma molto rischioso. Penso che a brevissimo risolveremo la questione, c'è la disponibilità da parte di tutte le istituzioni, penso che troveremo il modo attraverso una concessione dell'area, adesso stiamo individuando il soggetto più adatto per permettere ovviamente il percorso ciclabile in salita
di questa strada che oltretutto ha trovato l'investimento importante di Regione Friuli-Venezia Giulia, ma dall'altro ha anche un percorso che garantisce la sicurezza del borgo stesso, dell'Ussari stesso. Ci sono attività economiche, ci sono persone che vi lavorano, c'è la parte turistica che deve trovare in caso di emergenza anche un accesso. Quindi su questo penso che a breve ci sarà la massima condivisione e metteremo in campo ovviamente tutti gli strumenti, compreso se le autorità preposte individueranno segnaletica specifica, ma tutti i turisti e ovviamente chi vorrà usufruirne potrà farlo di questo nuovo straordinario intervento che è stato fatto per valorizzare e tutelare la nostra montagna.